Scuole chiuse venerdì a Monselice, Este, Arco a Petrarca e Pernumia. La causa? Il ghiaccio, contro il quale hanno combattuto da prima dell'alba l'ente provincia con 106 mezzi e 6.000 quintali di sale sparsi sui 1.100 chilometri di strade provinciali. Alle 12, secondo dati di Palazzo Santo Stefano, tutte le strade erano completamente pulite. L'unica situazione difficile verso Rovigo. Nel capoluogo polesano, tra l'altro, venerdì tutte le scuole saranno chiuse. A Padova mattinata di passione per gli automobilisti nelle ore di punta, soprattutto sulle tangenziali. Andare al lavoro non è stato facile a causa della neve ghiacciata sull'asfalto. Nelle tangenziali nord e sud, in corso Boston e in corso Australia, avrebbe dovuto rimuoverla Veneto Strade. Nelle vie di raccordo deve invece pensarci il comune. Stamani è rimasta chiusa alcune ore la rampa di accesso in salita di Viale dell'Industria percorso Argentina. Era completamente ghiacciata. Altre strade comunali molto usate, rimaste ghiacciate nell'ora di punta, via Friburgo e via Due Palazzi, dove il sale ha sciolto la neve solidificata solo a metà mattina. Ghiaccio a terra anche in quasi tutte le strade di quartiere. Il comune non è intervenuto davanti ad alcune scuole o asili, come vediamo in via Buzzaccarini davanti alla scuola per l'infanzia Luigi Gui. Sul resto delle strade comunali nessuna criticità. In centro monumenti, Santo e Liston imbiancati. Pedoni e turisti hanno dovuto camminare però con molta attenzione. In tutto il Padovano è prevista neve fino a sera tardi, ma già dalla notte le temperature dovrebbero risalire di qualche grado. La neve dovrebbe tramutarsi in pioggia.